non dimentichiamoci che noi siamo un fenomeno qui in Friuli Venezia Giulia particolare, rotta balcanica, e quindi passer. Io dovrei chiedere di ridurre il fenomeno dell'arrivo di queste persone, cioè vanno puniti questi passer, non vanno invogliate le famiglie a lasciare il posto dove abitano e dire che qua c'è il paese dei bengodi e quindi pagare, come dice Di Lenardo, fior di migliaia di euro per arricchire queste persone e mandare allo sbaraglio questi ragazzi o queste persone, no? Quindi bisogna ridurre questo fenomeno a monte, perché altrimenti non ne verremo mai fuori. Possono arrivare quelle persone richieste, magari che fanno domanda di venire a lavorare sicuramente, però devono essere persone preparate, perché altrimenti rischiano, se vengono in Italia persone non preparate, chi le assume? No? Voglio dire, allora bisogna preparare, fare la domanda, fare degli accordi con gli stati africani, asiatici, quello che è, che mandino delle persone che sono preparate o comunque che hanno intenzione di imparare, eccetera, però non migliaia di persone. Lì bisogna sicuramente istruire, fare in modo di inserirle, no? Però non possiamo farlo per migliaia di persone, no? Non si può fare. 20 secondi sui che siamo passer in soltanto, che purtroppo non si possono punire perché i passer chiaramente non arrivano nel confine nazionale, si fermano prima, quindi Slovenia e Croazia indicano la strada e l'ultima pezzo non lo fanno, quindi punire i passer è un problema, nel senso che non arrivano proprio. Se nello stato di partenza si chiede di poter controllare quelli che partono, allora lì si potrebbe fermare. Quello è un problema che dovrebbe gestire l'Unione Europea. Parliamoci chiaro, perché non è colpa dell'Italia o della Spagna che si trovano. Qui dovrebbe essere l'Unione Europea a mettere dei paletti su queste cose.